Si chiama Vertiporto, sarà il posto in cui persone e merci voleranno a bordo dei droni. Sarà Chioggia ad ospitare il primo vertiporto del Veneto. E noi potremmo essere già pronti con il primo volo nel fine 2024, inizio 2025, però bisogna ovviamente creare l'infrastruttura. Progetto del costo variabile tra i 5 e i 10 milioni di euro, 3 gli anni d'attesa per la realizzazione dell'iter e del primo volo che, è il caso di dire, decollerà in concomitanza con le Olimpiadi di Cortina. Iter con la partecipazione naturalmente di ENAC, SAVE, sviluppatori e operatori del volo con droni e già nel piano regionale dei trasporti del Veneto. Ovviamente poi Cortina e le Olimpiadi del 2026 sono una vetrina a livello mondiale dove tutti i progetti relativi alla mobilità devono trovare la loro attuazione. I droni di grandi dimensioni per il trasporto di persone al pari dei più piccoli per le merci saranno a propulsione interamente elettrica. Obiettivo: ridurre sia il traffico su strada che acqueo. Pensiamo alle situazioni critiche, pensiamo ad esempio al trasporto di materiali sanitari, ecco, la possibilità di spostarsi rapidamente magari da un'isola all'altra o magari evitando aree altamente trafficate, spostare materiale sanitario, organi, può essere letteralmente una soluzione che salva vite umane. Secondo il progetto, l'aeroporto di Tessera ospiterà 2 vertiporti, il primo nell'area landside destinato ai collegamenti con il nord-est, il secondo nell'area airside per la zona lagunare con tutte le sue isole. Che avere la mente aperta, guardare al futuro e avere una visione alla fine ti porta anche delle grandi soddisfazioni.